ingresso numero 88, Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore con te. Dio ti ha scelto. Ma sole con sé, spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, Signore con te. Festa della dedicazione della Basilica Lateranense. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per tutti, fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Cristo eleison. Signore, è venuto per adunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Signore Figlio unicesto, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con pietre vive scelte prepari una dimora eterna per la tua gloria, continua a infondere sulla Chiesa la grazia che le hai donato, perché il popolo dei credenti progredisca sempre nell'edificazione della Gerusalemme. I nostri che vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente.
Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse: quelli scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di albero da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Un fiume rallegra la città di Dio. Fiume rallegra la città di Dio. Dal Salmo 40. Per aiuto ci conosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume rallegra la città di Dio. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntar dell'alba. Un fiume rallegra la città di Dio. Il Signore degli eserciti è con noi. Il nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Un fiume rallegra la città di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò il Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse di queste cose: e non fate della casa del Padre mio un mercato. I discepoli che sta a casa la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Un po' di cronaca.
a proposito della dedicazione della Basilica Lateranense. La Basilica di Roma è madre di tutte le chiese della città di Roma e del mondo intero. L'anniversario della sua dedicazione, celebrato solo a Roma, si commemora oggi da tutte le comunità di rito romano e ambrosiano. In essa siede il successore di Pietro, la roccia della Chiesa, chiamato da Gesù a confermare la fede dei fratelli. Quando l'imperatore romano Costantino si convertì alla religione cristiana, donò al Papa Milziade il palazzo del Laterano che gli aveva costruito per sua moglie Fausta. Verso il 320 al palazzo vi aggiunse una chiesa, la chiesa del Laterano, la prima per data e dignità di tutte le chiese d'Occidente, consacrata dal Papa Silvestro il 9 novembre 320. Essa fu la prima ad essere consacrata come luogo di preghiera per la liturgia eucaristica. Nel XII secolo, per via del suo battistero, che è il più antico di Roma, fu dedicata a San Giovanni Battista. Per più di 10 secoli i papi ebbero la residenza in Laterano e fra le sue mura si tennero 240 concili, di cui 5 ecumenici. Basilica e cattedrale di Roma, la prima di tutte le chiese del mondo, essa è il primo segno esteriore e sensibile della vittoria della fede cristiana sul paganesimo occidentale. Lo sappiamo che durante l'era delle persecuzioni, che si estende nei primi 3 secoli della storia della Chiesa, ogni manifestazione cristiane devono dire. Per tutti i cristiani usciti dalle catacombe, la Basilica del Laterano fu il luogo dove finalmente potevano adorare e celebrare pubblicamente Cristo Salvatore. La Chiesa, luogo sacro e tangibile del tempio spirituale che è il cuore del cristiano, rende gloria a colui che si è fatto carne e che, morto e risorto, vive nella eternità. E allora anche noi vogliamo ricordare, come hanno ricordato i discepoli dopo la risurrezione di Cristo, lo zelo per la casa di Dio ci divora. La Chiesa ci attende e noi vogliamo veramente spesso venire qui in questo luogo sacro per ascoltare la parola, ricevere.
grazia del Signore, innalziamo la nostra preghiera al Dio dell'alleanza e della misericordia e diciamo: ascolta la supplica dei tuoi servi, Signore. Ascolta la supplica dei tuoi servi, Signore, per la Chiesa, perché sappia introdurre e accompagnare ogni persona all'incontro autentico con il mistero di Dio, fonte di vita. Preghiamo. Ascolta la supplica dei tuoi servi, Signore, per il Papa, Vescovo di Roma, perché possa vivere il suo ministero a servizio dell'unità della Chiesa e della riconciliazione tra gli uomini. Preghiamo. Ascolta la supplica dei tuoi servi, Signore, per i laici, perché possano vedere riconosciuta e valorizzata la loro vocazione ad essere pietre vive nella costruzione della comunità ecclesiale. Preghiamo. Ascolta la supplica dei tuoi servi, dicono la loro disperazione e la loro sofferenza senza ancora sapere invocare il nome di Dio, perché il Signore si chini ad ascoltare la loro supplica e a consolare la loro amarezza. Preghiamo. Ascolta la supplica dei tuoi servi, Signore, per tutti noi che celebriamo questa Eucaristia, perché la Pasqua del Signore ci doni lo spirito di figli e ci renda testimoni veritieri del volto di Dio nella vita di ogni giorno. Preghiamo. Ascolta la supplica dei tuoi servi, Signore. O Signore, che nel tuo Figlio Gesù ti sei degnato di porre la tua dimora in mezzo a noi, accogli i desideri veri del nostro cuore e rendici tempio vivo del tuo Spirito, perché ogni uomo giunga a riconoscere la tua presenza nella storia, per Cristo nostro Signore. Benedetto Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua e il vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi presenza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e concedi al popolo che qui ti supplica la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esaudita la sua preghiera. Per Cristo Signore. Signore, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua infinita benevolenza hai voluto abitare dove è raccolto il tuo popolo in preghiera, per portare a compimento in noi, con l'incessante aiuto della grazia, il Tempio dello Spirito Santo, risplendente per santità di vita. Tu santifichi sempre la Chiesa sposa di Cristo, significata dalle chiese che ti edifichiamo, perché sia madre lieta di una moltitudine di figli e sia da te accolta nella gloria del cielo. E noi Oh, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. veramente santo sei tuo Padre, fonte perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, con il corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, ricordi i nostri addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i
santi che in ogni tempo ti furono graditi. Canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo perché tanti cristiani che si sono allontanati dalla Chiesa ritornino. Padre nostro, la tua volontà, come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri persona Gesù che vi secoli. Signore sia con tutti voi. La comunione del tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. La perché Signore la mia vita, il Signore la mia gioia.
Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua casa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la partecipazione a questo sacramento, trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa di San Giuseppe, vi benedite e vi con lo zelo per la casa del Signore andiamo in pace. Diamo grazie a Dio. 372. Regina Celi, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixit, alleluia,